Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Agrigento giorno 18 per inaugurare Agrigento Capitale della Cultura sarà accompagnato dal Ministro Alessandro Giuli, l'evento al Teatro Pirandello. Oggi l'anniversario della nascita dello scrittore Leonardo Sciascia, tante le iniziative a Racalmuto in vista di Capitale della Cultura, nostra intervista al Sindaco Lillo Buongiorno. Buio tra la strada statale 189 e l'incrocio con la 122, a rischio la sicurezza per gli automobilisti. A Realmonte una delegazione di ragazzi del Lions International in visita alla Scala dei Turchi. Le suore morelliniane inaugurano il museo in onore del loro fondatore. A Santa Elisabetta successo per la pastorale di Nardo. Si svolgerà il prossimo 10 gennaio il premio Nimri, tante le personalità premiate. Presentato a Palermo il nuovo dirigente del Palermo Calcio è Carlo Osti. Il sindaco Miccichè incontra il nuovo presidente dell'Acagas Canzonieri e lo rassicura per il nuovo bando per l'affidamento dello stadio Esseneto. Il Camarat in promozione vince con il Nicosia. Buongiorno con il nostro appuntamento di oggi 8 gennaio, mercoledì di TV Notizie. È definito il programma per la visita del Presidente della Repubblica ad Agrigento per l'inaugurazione di Agrigento Capitale della Cultura 2025 al Teatro Pirandello. Sarà accompagnato dal Ministro per la Cultura Alessandro Giuli il prossimo 18 gennaio. Il servizio. Definito per grandi linee il programma della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il prossimo 18 gennaio nella nostra città in occasione della cerimonia di apertura dell'anno di Capitale Italiana della Cultura. Mattarella, secondo un cronoprogramma ancora riservato, dovrebbe arrivare nella città dei Templi in elicottero intorno alle 10:45 per recarsi immediatamente al Teatro Pirandello e presiedere la cerimonia inaugurale. Mattarella in questa trasferta in terra agrigentina sarà accompagnato anche dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Sarà una permanenza piuttosto breve, poco più di un'ora, quella del Presidente della Repubblica nella nostra città. La cerimonia prevederà un'apertura all'esibizione dell'inno di Mameli da parte degli allievi del Conservatorio di Musica Toscanini di Ribera, quindi saluti istituzionali, confermati alcuni brevi momenti di intrattenimento con l'esibizione dell'attore Gianfranco Iannuzzo, del chitarrista Giovanni Buzzurro. Secondo programma, la partenza di Mattarella da Agrigento è prevista per le ore 12, nonostante le richieste della Prefettura di trattenere ulteriormente il Presidente fino al pomeriggio, quando alle 15:30, alla presenza del Ministro Giuli, si terrà l'inaugurazione della mostra d'arte I Tesori d'Italia presso la Villa Aura nel cuore della Valle dei Templi. Quindi la cerimonia del 18 gennaio ad Agrigento, che per l'anticipazione è il giorno 14 gennaio della presentazione ufficiale del programma a Roma, città in cui sono previste ben 2 conferenze stampa degli eventi in calendario. Dalla giornalista Simona Cangelosi nella mattinata del 14 presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura. Alle 10 il sindaco Miccichè e il management di Agrigento Capitale della Cultura presenteranno ufficialmente al Ministro il programma completo degli eventi dell'anno 2025. Un'altra conferenza stampa si terrà nel pomeriggio alle 15 presso la sede della stampa estera del Palazzo Grazioli in via del Plebiscito. E oggi, 8 gennaio, è l'anniversario della nascita dello scrittore racalmotese Leonardo Sciascia. In merito abbiamo sentito il sindaco Lillo Buongiorno e anche sulle tante iniziative in essere in vista di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Sentiamo il sindaco Buongiorno. Sindaco, giornata intensa di incontri ieri per il comune di Racalmuto e coinvolgimento della sua persona. Di buon mattino una troupe RAI ha fatto tappa a Racalmuto, alla Fondazione Sciascia, per capire e comprendere il ruolo che avrà il comune in ambito di Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025. Sì, ieri in effetti è stata una giornata densa di impegni per il nostro comune. Ieri in mattinata abbiamo ospitato una troupe della RAI in occasione dell'anniversario della nascita di Leonardo Sciascia, che cade proprio oggi 8 gennaio, ed anche per stabilire e parlare del ruolo del nostro comune all'interno delle manifestazioni di Agrigento Capitale della Cultura.
Dopodiché c'è stata un'importante riunione in prefettura e di questo va ringraziata Sua Eccellenza il signor Prefetto, che su nostra richiesta ha convocato i sindaci di Racalmuto, di Favara, di Canicattì e di Agrigento per parlare dei gravissimi disservizi idrici legati soprattutto ai turni di fornitura dell'acqua, che sono davvero eccessivi. Abbiamo parlato, ho rappresentato le difficoltà del nostro comune in particolare con turni molto lunghi, ho rappresentato anche che in seno all'assemblea cittadina che c'è stata molti utenti hanno lamentato che continuano ad arrivare le bollette molto esose a fronte di un servizio che è molto ridotto rispetto ai mesi precedenti. Sua Eccellenza ci ha rassicurato, è stato molto attento alle nostre problematiche e ci ha rassicurato su un suo intervento molto autorevole. Incontrerà la Protezione Civile per valutare alcuni interventi importanti, in particolare per le comunità dei comuni interessati. Poi in serata c'è stato un incontro al foyer del Teatro Pirandello con i vertici della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura e noi abbiamo presentato le nostre proposte da inserire nella programmazione che sta per essere già completata da parte dei vertici della Fondazione. Nel 1921 nasceva Leonardo Sciascia, oggi avrebbe compiuto 104 anni. Come ricorda il Comune e la Fondazione Sciascia lo scrittore? Come da prassi noi facciamo sempre un pubblico manifesto e anche sui social facciamo dei post per ricordare l'importante anniversario, ma ovviamente la maniera più opportuna, più adeguata è quella di avviare una serie di iniziative per approfondire lo studio dell'opera e del pensiero di Leonardo Sciascia. Infatti il Consiglio di amministrazione a giorni si riunirà per stabilire il programma delle manifestazioni culturali dell'anno 2025, anche come ho detto prima, in ragione delle iniziative che saranno anche inserite nel programma di Agrigento Capitale della Cultura. I carabinieri scoprono un arsenale di guerra nella disponibilità delle cosche agrigentine, sequestrano 80.000 euro, un uomo è stato arrestato e un altro denunciato. I carabinieri del comando provinciale di Agrigento, con il supporto dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia e dei nuclei cinofili di Palermo, Villagrazia e Nicolosi, proseguendo nell'operazione di controllo del territorio di polizia giudiziaria effettuata recentemente e diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, durante la quale sono state sottoposte a fermo 23 persone ed effettuate decine di perquisizioni, hanno svolto una serie di controlli nei confronti di persone ritenute vicine alle locali famiglie mafiose e agli arrestati. In particolare, nel corso di una perquisizione effettuata nei confronti di una persona di 48 anni pregiudicato agrigentino, venivano rinvenute nella sua disponibilità numerose armi e munizioni da guerra. Nello specifico, all'interno di un bidone nascosto presso la propria abitazione di campagna, sita incontrata a Fondacazzo di Agrigento, venivano rinvenute una pistola mitragliatrice calibro 9.3, revolver di vario calibro, una penna, pistola, vario munizionamento, nonché una bomba a mano fatta brillare dagli artificieri a causa del suo arresto per detenzione illegale in armi da fuoco e comuni di guerra. Le indagini, nel corso sulla loro provenienza, passeranno alla Direzione Distrettuale Antimafia, nell'ottica della più stretta collaborazione, come segnalato dalla Procura di Agrigento e come avvenuto in occasione del recente sequestro di una rilevantissima somma di denaro, operata già nei giorni scorsi nei confronti di 2 fermati nell'operazione. Nel corso di un'altra perquisizione effettuata nei confronti di uno di 72 anni di Agrigento, veniva rinvenuta all'interno dell'abitazione un'ulteriore somma ingiustificata di circa 80.000 euro sottoposta a sequestro in quanto ritenuta provento di attività illecita. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria e quindi ritenuto indiziato del reato di riciclaggio. Buio nell'incrocio tra la strada statale 189 e la 122, neppure la polizia stradale riesce a risolvere il problema. L'approfondimento del collega Cairone. Neppure una segnalazione
alla polizia stradale riesce a far risolvere il problema dell'illuminazione che riguarda l'intersezione tra la 189 e la statale 122 in prossimità del viadotto Imera ad Agrigento. Nel nostro caso ci si chiede a chi spetta tutelare i cittadini se non alla polizia stradale, che è l'organo preposto alla sicurezza stradale, appunto. Venerdì scorso, 3 gennaio, dopo l'ennesima segnalazione giunta alla nostra redazione, avendo tentato inutilmente di metterci in contatto con l'ANAS di Agrigento, ci siamo rivolti proprio alla polizia stradale, al numero 466. Gentilmente un operatore ci spiega che, non essendo loro una sala operativa, bisogna chiamare la sala operativa di Palermo allo 091 6569 511. Anche qui la stessa gentilezza dell'operatore, il quale ci intrattiene per suggerirci di inviare una PEC all'ANAS o di chiamare la sala operativa dell'ANAS regionale. Torniamo alla domanda iniziale del nostro servizio. Chi deve tutelare i cittadini se neppure la polizia stradale vi riesce? Imbarazzante e incredibile, insomma. E così fino a ieri sera, 7 gennaio, dopo circa un mese, le luci nella intersezione che dalla 189 immette alla 122 sono rimaste spente. C'è da aggiungere che parliamo di un punto abbastanza trafficato, dove esiste un bivio, quello per il quartiere di Fontanelle, da sempre al buio, che bene o male finora ha goduto in modo indiretto dell'illuminazione delle statali. E questa è un'altra triste storia che chiama in causa il comune di Agrigento. A questo punto non rimane che attendere che l'ANAS si decida ad intervenire, sperando che nel frattempo il buio nella intersezione non crei ulteriori problemi. E la Procura di Palermo indaga sulla morte di Giuseppe Barbaro, di 76 anni, morto all'ospedale Villa Sofia dopo 17 giorni di ricovero in attesa di essere operato per una frattura. Così il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha convocato per domani pomeriggio a Palazzo d'Orleans il direttore sanitario e quello amministrativo dell'azienda ospedaliera palermitana, i colleghi di Palermo. Indagini sulla morte di Giuseppe Barbaro, di 76 anni, morto all'ospedale Villa Sofia Cervello di Palermo dopo 17 giorni di ricovero in attesa di essere operato per una frattura. I parenti hanno presentato un esposto dove si legge che i sanitari che avevano in cura l'uomo avrebbero omesso di considerare le condizioni cliniche del paziente, ricoverato per una frattura scomposta alla spalla sinistra con evidenti sintomi di una polmonite bilaterale. La figlia ha denunciato che il padre era stato legato con strumenti di plastica alle caviglie al braccio destro. Manifestava segni di dissociazione e confusione mentale. La procura ha sequestrato la salma e disposto l'autopsia. Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha convocato per domani a Palazzo d'Orleans il direttore sanitario e il direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera, Aroldo Gabriele Rizzo e Luigi Guadagnino. L'incontro servirà per discutere delle criticità emerse di recente nella gestione degli attività sanitarie del presidio ospedaliero. Ma arriva la replica del primario. Il paziente è stato ricoverato per una frattura all'omero, non c'è alcun tipo di urgenza-emergenza. È successo che ha contratto una polmonite in quanto paziente anziano e deperito e ciò non ci ha permesso di eseguire l'intervento. È una complicanza che si è venuta a creare e ci dispiace. Sulla malasanità interviene anche Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Assemblea regionale siciliana. Quasi giornalmente apprendiamo notizie del genere. Storie di sofferenza e ingiustizie, di persone che muoiono in attesa di cure essenziali, di reparti sovraffollati, di personale stremato e insufficiente a causa di un sistema sanitario pubblico abbandonato a se stesso. Per anni, conclude la deputata, chi avrebbe dovuto tutelare la sanità pubblica l'ha invece svenduta, tagliando risorse, favorendo il privato e lasciando che il diritto alla salute diventasse un privilegio. Un medico è morto dopo un intervento cardiochirurgico all'ospedale Papardo di Messina, nuovo esposto alla procura. I familiari di un medico settantenne deceduto nel dicembre 2023 hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Messina per chiedere che vengano eseguiti tutti gli accertamenti necessari per far luce sulle cause della morte del loro congiunto.
L'uomo, Salvatore Nastasi, a seguito della diagnosi di una severa patologia cardiaca, fu sottoposto ad un intervento chirurgico di sostituzione valvolare mitralica eseguito nel maggio 2023 all'ospedale Papardo di Messina, presidio ospedaliero nel quale egli stesso ha prestato servizio nella qualità di dirigente medico del Papardo di patologia clinica fino al pensionamento, nonostante un decorso post-operatorio ritenuto regolare. Nelle settimane successive è sopraggiunta una complicanza infettiva trattata con antibiotici, connotata da evidenti secrezioni nell'area della ferita chirurgica mai cessate. Dopo le prime dimissioni, il paziente continuò a manifestare tuttavia difficoltà e stanchezza diffuse, venendo nuovamente ricoverate presso lo stesso ospedale Papardo con la diagnosi di sospetta endocardite su protesi mitralica biologica, ovvero grave complicanza da infezione batterica. In avanti seguirono altri 2 ricoveri nel reparto di medicina a seguito di un accesso tramite pronto soccorso con parametri vitali instabili e condizioni generali particolarmente critiche. Durante l'ultimo ricovero il paziente fu quindi contagiato da Covid, evidenziato da un tampone eseguito il giorno antecedente il decesso, sopraggiunto in data 25 dicembre 2023. I familiari, rappresentati dal legale di fiducia, l'avvocato Massimiliano Fabio del Foro di Patti, si sono rivolti dunque all'autorità giudiziaria affinché vengano accertate eventuali responsabilità in ordine alle complicanze sopraggiunte che hanno causato il decesso del loro congiunto, sull'effettiva adozione dei protocolli sanitari previsti per scongiurare l'insorgenza di potenziali infezioni e sulla tempestività di diagnosi e controllo dello stato infettivo e di tutti gli agenti batterici presenti e sulla mancata individuazione degli stessi. Quello rappresentato dai familiari e testimoniato dalla documentazione sanitaria prodotta, commenta l'avvocato Massimiliano Fabio, è stato un vero e proprio calvario subito dal paziente che si era rivolto con totale fiducia all'equipe dello stesso presidio ospedaliero nel quale aveva a lungo lavorato. Fermo restando le dovute cautele del caso alla luce anche delle altre indagini già in atto, riteniamo opportuna, conclude il legale, l'esecuzione di un approfondimento investigativo al fine di appurare la sussistenza o di meno gravi profitti di responsabilità nel decesso dell'uomo. A Real Monte una delegazione di ragazzi provenienti da varie parti del mondo in visita alla Scala dei Turchi. L'iniziativa è stata promossa dal Lions Club International in collaborazione con il comune realmontino. Si è appena concluso un gemellaggio con Lions International, un'azione patrocinata dal comune di Realmonte, promossa da Lions Valle dei Templi, da Lions Host e da Lions Leo Host di Agrigento. Che dire, c'erano ragazzi di tutto il mondo e per noi questo significa promuovere il territorio attraverso le nostre bellezze che a Realmonte sono prevalentemente rappresentate dalla Scala dei Turchi, monumento di unica bellezza, candidata a diventare bene UNESCO e insignita dal titolo di Geosito recentemente. Questa è un'iniziativa che bene rappresenta Realmonte e insomma per questo torno a ringraziare il presidente di Agrigento Valle dei Templi, quindi Lions, l'avvocato Gaetano Salemi, che insomma ha portato qua questi ragazzi e ha fatto conoscere al mondo insomma attraverso i ragazzi appunto la nostra Scala dei Turchi, dicevo nell'ambito di Agrigento, capitale della cultura. È un'attività di servizio che noi portiamo avanti da tanti anni, appunto quelle dei campi e scambi giovanili. Offriamo l'opportunità a tanti ragazzi che vengono dall'estero e a ragazzi nostri che li mandiamo all'estero di potersi abituare alla diversità. Non è un regalo di vacanze a 5 stelle, ma è un'opportunità di condivisione delle differenze culturali, religiose, di abitudini, e cerchiamo di gettare il seme della condivisione che possa in qualche maniera costituire poi la pianta della pace e della solidarietà. Quest'anno abbiamo avuto 23 ragazzi, sono 6 giapponesi, 5 messicani, 2 turchi, 2 cileni, 2 indiani, una austriaca e per la prima volta anche abbiamo dei ragazzi che vengono dal Cile. Un ragazzo brasiliano, devo dire che sin dall'inizio si sono creati dei rapporti particolarmente piacevoli fra di loro
e quindi stiamo vivendo questo viaggio itinerante perché la tematica del campo è la Magna Grecia e quindi stiamo toccando i punti principali della Magna Grecia e stiamo toccando le regioni della Puglia, della Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Domani abbiamo l'ultima tappa e poi rientreremo a Bari per la cerimonia di chiusura. Bene, oggi ci troviamo alla Scala dei Turchi con gli amici sia del Club Agrigento Valle dei Templi che del Club Agrigento Host e dei giovani Leo Agrigento Host, e siamo felici di ospitare i giovani del campo Italia dei giovani Lions. Siamo stati oggi ad Agrigento, alla Valle dei Templi, e adesso ci troviamo, dicevo, alla Scala dei Turchi che grazie alle autorizzazioni che ci è stata rilasciata dal comune di Realmonte e dal sindaco, l'avvocato Sabrina Lattuca, siamo nelle condizioni di poter mostrare questo patrimonio nostro paesaggistico e territoriale a ben 24 ragazzi che provengono da tutte le parti del mondo. Abbiamo conosciuto giovani provenienti dall'Australia, dal Giappone, dall'India, dallo Sri Lanka, e ed è bellissimo poter avere la possibilità di uno scambio culturale così importante e far conoscere a tanti giovani del mondo quelle che sono le nostre straordinarie ricchezze paesaggistiche. Giubileo delle suore morilendiane a Licata. Per l'occasione è stato inaugurato il museo dedicato a Don Vincenzo Morinello. Un'emozione grandissima, perché è come se Don Morinello fosse presente qui con noi. Questo registro ci riporta diverse firme di Don Morinello delle celebrazioni che lui ha fatto, ma è molto emozionante perché abbiamo sia l'ultima firma, che è del 26 dicembre 1938, 9 giorni prima della sua morte. Lui è morto il 4 gennaio 1939, quindi dà tanta emozione. Molta emozione, dato che è il calice che è stato adoperato da Don Vincenzo Morinello per celebrazione, la prima celebrazione, e non solo, anche a noi tutto l'anno del centenario l'abbiamo avuto come spostamento tra la Colombia, la Romania, l'Italia. Vedere la nostra storia e gli abiti del fondatore è sempre un'emozione. Fa sempre effetto il sapere che l'antico, anche con il nuovo, si dia sempre una continuità. Il fatto di avere la possibilità di poter mettere in risalto, ecco, la nostra storia, anche quella intima, perché la stanza vuol dire una parte intima della persona, dà sempre quella carica in più per portare avanti la tua storia, la storia della tua congregazione, anche nelle minime cose, con la loro importanza. Da qui iniziamo invece, diciamo, la storia delle suore. I veli della Madre Agnese Pisciotta. Delle due madri generali, Madre Agnese Pisciotta e Madre Patrizia Carlino. Sono due madri che veramente hanno guidato la congregazione per più periodo di questo centenario. Effetto di storia, effetto di futuro, effetto di noi ci siamo.
nostra storia, quindi quando siamo nati, siamo cresciuti, andiamo avanti, ora stiamo invecchiando. Un percorso, tornare indietro nella storia, proprio abbiamo sentito la presenza delle nostre prime suore, Don Morinello, è stato un incontro col passato, con la storia, bellissimo. E l'Istituto Rita Levi Montalcini di Agrigento si prepara al nuovo anno scolastico, quello del 25-26, in vista delle iscrizioni che partiranno il prossimo 21 gennaio. Abbiamo sentito il dirigente scolastico Luigi Costanza. L'Istituto Rita Levi Montalcini si prepara al nuovo anno scolastico con le iscrizioni che partiranno il prossimo giorno 21. Ecco, ne parliamo con il dirigente scolastico dell'Istituto. Sì, a seguito della rideterminazione del calendario per l'iscrizione da parte del Ministero, le iscrizioni partiranno dal 21 di gennaio, si concluderanno il 10 febbraio e quindi noi siamo pronti per accogliere i nuovi alunni, le famiglie, per dare loro consapevolezza del nostro percorso formativo che già stiamo mettendo in atto. Parliamo dei plessi, voi avete tanti plessi dislocati, diciamo, nelle parti strategiche della città. Sì, ci sono diversi plessi dislocati alla zona del Villaggio Mosè, dove c'è la sede centrale, poi abbiamo un plesso scuola primaria proprio nelle vicinanze, per proseguire via dei Fiumi, dove ci sono la sezione della scuola dell'infanzia, scuola primaria, e arriviamo fino alla parte, diciamo, di San Leone, dove anche lì abbiamo delle plessi di scuola primaria e scuola dell'infanzia. Ripetevo, abbiamo un'ottima offerta formativa da dare ai nostri discenti e da questo dico, siamo prestamente consapevoli del fatto che diamo un'offerta formativa ampia e diversificata ai nostri alunni, atteso che sono già in corso diversi progetti del PNRR come progetti riguardo alle STEM e i progetti lingua inglese. Ecco, parliamo anche di attività didattiche e non solo, voi fate anche tanti progetti relativamente allo sport, al benessere, alla cultura, ecco, tutte cose sicuramente interessanti per i vostri alunni. Sì, sicuramente noi siamo aperti a 360 gradi, nel senso a tutte le attività formative proponiamo ai nostri ragazzi per allargare sempre più il loro scibile e di questo, ripeto, si va fieri perché c'è un corpo docenti molto preparato e professionale, seguito dagli uffici di segreteria, anch'essi preposti allo svolgimento di tutte queste attività e quindi tutto questo, dico, c'è un personale ATE docente veramente di primo piano. Conclusa l'iniziativa Rigiochiamo 2024 con la donazione di oltre 10.000 giocattoli, grazie anche al coinvolgimento delle scuole delle varie province siciliane, tra cui l'Ente Poste e la Croce Rossa Italiana, promuovendo il riuso e la solidarietà. Il servizio dei colleghi di Caltanissetta. Solidarietà e sostenibilità al centro dell'iniziativa Rigiochiamo, che si è appena conclusa con la distribuzione dei giocattoli raccolti nel corso del progetto, ideato dalla 1-1 in collaborazione con Poste Italiane e Croce Rossa. Quest'anno l'iniziativa ha coinvolto le scuole elementari di Catania, Caltanissetta, Palermo e Messina. La distribuzione dei giocattoli ai bambini delle nostre famiglie indigenti fa parte della mission della Croce Rossa Italiana, la nostra azione umanitaria che quotidianamente si concretizza in aiuti. E oggi la nostra azione umanitaria si è concretizzata nel regalare sorrisi ai tanti bambini della nostra città, non solo ai bambini che hanno necessità, che hanno bisogno, alle famiglie fragili, ma anche a tutti i bambini che sono passati, che hanno voluto condividere con noi questo momento di gioia e di allegria, che è il periodo natalizio che ormai volge al termine, però possa lasciare un ricordo, un bel ricordo, il ricordo di un giocattolo peraltro con una doppia valenza, non solo attività sociali ma anche attività di politiche ambientali. Un giocattolo che è frutto del riuso di un giocattolo usato che è stato donato da un bambino, quindi un'attività di solidarietà che viene dato a un altro bambino che lo potrà riutilizzare nuovamente ed essere felice per il prossimo anno, magari un altro anno potremo dargliene un altro ancora. Un sorriso si regala a tutti, la socialità
la crescita, la città che deve vivere è il nostro motto, è il presupposto che si è dato l'amministrazione al momento in cui si è insediata, e sono veramente contento, ringrazio tutti e soprattutto ringrazio la cittadinanza che viene in centro storico, un nostro bel centro storico dove noi la facciamo vivere, l'amministrazione con l'associazione e con tutti coloro che collaborano con noi giorno dopo giorno. Ringrazio tantissimo la 1-1 per averci dato questa possibilità e l'amministrazione comunale per la disponibilità di questo atrio, di tutte le scuole di Caltanissetta, gli istituti comprensivi e anche gli istituti superiori che hanno donato oltre 10.000 giocattoli che sono stati distribuiti sia oggi ma che saranno anche distribuiti nel proseguo dell'anno all'interno dei nostri magazzini ai bambini che oggi non erano qui presenti. Linea alla regia per la pubblicità. Si svolgerà il 10 gennaio 2025 alle ore 17 nella Sala Zeus del Museo Griffo di Agrigento la cerimonia di consegna del premio Nimri Sicilia 2024. A organizzarlo è proprio l'Unione Nazionale degli Insigniti dell'Onorificenza al merito della Repubblica Italiana, massima onorificenza rilasciata dal Capo dello Stato. Ha voluto conferire questo premio con il patrocinio dell'Assemblea regionale siciliana e la collaborazione del Parco Valle dei Templi. L'obiettivo è quello di consegnare un riconoscimento tangibile alle varie personalità che nell'ambito delle proprie attività professionali e sociali si sono distinte per la dedizione e per la qualità dei risultati raggiunti, un premio fortemente voluto dai vertici dell'Unimri, presieduta dal cavaliere Gianni Porcaro. Si è svolta a Santa Elisabetta la festa della pastorale di Nardo in occasione appunto della festa dell'Epifania, il servizio. La pastorale di Santa Elisabetta è annoverata tra le più antiche sagre popolari della Sicilia e si è svolta lo scorso 6 gennaio in occasione dell'Epifania. Con una spettacolare performance itinerante mette in luce i vari aspetti della vita e del lavoro pastorale. Rappresenta una sorta di transumanza simbolica attraverso il paese con il trasferimento figurativo della masseria e delle greggi da un luogo all'altro. Il protagonista è la figura di Nardo, un personaggio che simboleggia l'ingenuità e si caratterizza per un comportamento disordinato e trasgressivo. La rappresentazione si è accompagnata alla festa della ricotta, alla degustazione di specialità locali, è cominciata sin dalle prime ore del mattino dell'Epifania. 3 uomini a cavallo hanno percorso le strade del paese esplorando il territorio e trovare il luogo più adatto per la transumanza. Successivamente Nardo fa il suo ingresso insieme ad altri personaggi che rappresentano vari mestieri legati alla vita pastorale. Le scene teatrali iniziano poco prima di pranzo presso la chiesa madre, situata nella parte del paese meno fertile, e si concludono nella parte più bassa, in piazza San Carlo. Durante il percorso il pubblico ha assistito a scene che hanno ritratto momenti tipici della vita in una masseria, oltre a scene di raccolta di erba e legna, la caccia al coniglio e la cattura di un ladro di arance. Un momento, insomma, di grande importanza nella rappresentazione è la preparazione della cena, caratterizzata dal piatto tradizionale, la pasta con la ricotta, che viene servito in un recipiente a maidda del quale tutti i partecipanti si servono. Verso la conclusione la cerimonia ha acquistato un significato religioso in relazione proprio alla festa dell'Epifania. Una stella guida un angelo tra i cavalieri, simboleggianti i 3 re magi che si arrestano davanti alla grotta della Sacra Famiglia. Un modo sorprendente è Nardo che, senza rendersene conto, arriva prima alla grotta che accoglie la Sacra Famiglia, portando con sé la sua semplicità davanti al bambino Gesù. Effettuato il primo prelievo multiorgano all'ospedale Barone Romeo di Patti, i colleghi di Messina. Primo prelievo multiorgano eseguito all'ospedale Barone Romeo di Patti. Il donatore è stata una paziente deceduta per una grave emorragia cerebrale. Il prelievo multiorgano è stato un complesso lavoro di squadra realizzato da più equip mediche. Sono stati ritenuti idonei al trapianto il fegato ed i reni che sono stati prelevati dall'equipe dell'ISMET, il cuore prelevato dall'equipe del Policlinico di Bari, nonché le cornee prelevate dal dottore Felice Genovese responsabile dell'oculistica dell'ospedale di Patti.
Si tratta di una procedura di alta complessità clinica, in cui l'efficacia del percorso, osservazione, mantenimento e prelievo, rileva l'elevata professionalità da parte del personale sanitario dell'UOC di anestesia e rianimazione diretta dalla dottoressa Sara Caliò. Tutto il delicato processo è stato seguito dal direttore sanitario di Patti, il dottor Giovanni Merlo, e dalla dottoressa Annalisa Arrigo, referente del presidio ospedaliero di Patti per i trapianti, insieme al coordinatore locale per i trapianti dell'ASP di Messina, il dottor Giuseppe Bova, al dottor Gaetano Crisà, capo dipartimento servizi ASP, al dottor Filippo Lopresti, direttore di neurologia di Milazzo, e al dottor Maurizio Spitaleri, tecnico neurofisiopatologia dell'ospedale Piemonte, intervenuto per l'accertamento di morte cerebrale. Tutte le operazioni si sono svolte in stretta collaborazione con il Centro Regionale Trapianti della Sicilia. Un gesto di estrema generosità, pur in un momento così tragico. Il direttore generale dell'ASP di Messina, Giuseppe Cucci, che dimostra la grande sensibilità dei familiari della paziente donatrice. Un gesto talmente importante non deve passare inosservato e per questo ringraziamo la famiglia della paziente con sincera emozione. Un ringraziamento per l'impegno di tutti gli specialisti coinvolti a vario titolo nel processo, che hanno reso possibile che venisse riaccesa la speranza per altre vite. Si deve lavorare per sensibilizzare sempre di più alla cultura della donazione, diffondendo le corrette informazioni utili a favorire una scelta consapevole. È fondamentale, inoltre, che le aziende sanitarie riescano a garantire processi etici e trasparenti. La collaborazione tra vari enti e la formazione continua del personale sanitario, conclude il direttore generale dell'ASP, è essenziale per ottimizzare questa procedura, assicurando per ogni prelievo avvenga nel rispetto della dignità del donatore e con la massima professionalità. La nostra missione è quella di migliorare la qualità della vita e dei pazienti in attesa di trapianto e il prelievo multiorgano è un passo fondamentale in questo percorso. Passiamo ora alle notizie dello sport. L'amministratore delegato del Palermo, Giovanni Gardini, ha presentato Carlo Osti, il nuovo direttore sportivo, che prova a rassicurare l'ambiente e con il lavoro punta a cambiare il volto della stagione del Palermo Calcio. I colleghi da Palermo. Giornata di presentazione ieri allo stadio Renzo Barbera. È toccato al nuovo direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, intervenuto in conferenza stampa da neo dirigente del club di Viale del Fante. Insieme a lui c'era anche l'amministratore delegato e direttore generale Giovanni Gardini, che ha preso la parola prima di introdurre il nuovo DS. L'amministratore delegato del Palermo ha affrontato diverse tematiche, spiegando i motivi che hanno spinto la società a licenziare l'ex DS Morgan De Santis. La direzione sportiva, secondo le nostre valutazioni, è andata in difficoltà nel momento della difficoltà e quindi non è riuscita, nel momento in cui la squadra aveva ed ha delle criticità, a supportare come noi ci aspettavamo nella risoluzione di quelli che potevano essere problemi noti e meno noti, che potevano essere adeguati al momento in cui ci trovavamo a dover lavorare. Non ci sono colpevoli, non ci sono capri espiatori, siamo qui per prendere decisioni per il bene del Palermo, perché riteniamo che il Palermo abbia tutte le carte in regola per essere un protagonista del campionato di Serie B. Carlo Osti, nuovo direttore sportivo del Palermo, si è presentato avendo subito chiaro su cosa c'è da fare per migliorare l'attuale posizione di classifica. Entro a far parte del Palermo e del gruppo City Football Group e questo mi inorgoglisce. Ovviamente, ripeto, spero di poter cambiare le cose. Fino ad oggi lo so che i risultati sono stati questi, secondo me potrebbero cambiare rapidamente, perché credo in questa squadra, cercherò di capire quello che è successo, ma sono convinto che la squadra possa cambiare, diciamo, il senso del campionato fin da subito.
Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha reso il benvenuto e accolto a Palazzo di Città il neopresidente dell'Akragas Calcio, Emanuele Canzonieri. È stato un piacevole e costruttivo incontro, si è discusso delle prospettive future del club biancazzurro e delle opportunità da cogliere e anche del nuovo bando per affidare lo stadio Essaneto. Ce ne parla meglio il collega Carmelo Lentini. Il centravanti serbo Ognjan Budriski, classe 91, è un giocatore dell'Akragas. Ha firmato regolarmente l'impegno con il club biancazzurro e si è messo a disposizione del tecnico Favarin. Il giocatore arriva dalla Meldost Gat, club della Liga serba, seconda divisione del campionato, ed è militato anche nella prima divisione dei vari campionati, non solo serbi ma anche quello svizzero, polacco, croato e sloveno. Tra i suoi successi più importanti spicca la vittoria del campionato sloveno nella stagione 2021-22 con il Maribor, dove si è distinto come capocannoniere segnando ben 17 reti. A livello internazionale Mundriski ha indossato la maglia della nazionale serba Under 21, realizzando 2 gol in 5 presenze nel 2012. Intanto il neopresidente acragantino Emanuele Canzonieri ha incontrato il sindaco della città Franco Miccichè, incontro organizzato dall'ex presidente del club Carmelo Callari. Al centro della discussione non solo il calcio giocato, ma soprattutto il tema dell'impiantistica sportiva. Il sindaco Miccichè ha assicurato al presidente Canzonieri la massima disponibilità a mettere a bando la gestione dello stadio Essaneto e ha garantito la realizzazione dell'impianto di illuminazione entro il 2025. Si tratta di un passo fondamentale per il futuro della struttura, ma anche della squadra. Il presidente Canzonieri si è detto soddisfatto degli impegni presi dal sindaco, annunciando l'intenzione di avviare un progetto di ristrutturazione dello stadio per trasformarlo in una struttura all'avanguardia nel giro di pochi anni, con l'obiettivo di rilanciare il calcio agrigentino. In chiusura, il presidente ha rivelato un'importante sorpresa di calciomercato. Si tratta di un colpo sensazionale, come lui ha tenuto a sottolineare, che sarà presentato nei prossimi giorni direttamente dal sindaco Miccichè nel corso di una conferenza stampa. Adesso seguiamo gli interventi dello stesso sindaco Miccichè e del patrono biancazzurro Emanuele Canzonieri, avvenuto a fine incontro. Sì, lo stato dell'arte è che il bando era pronto, poi per un vizio di forma è stato ritirato, ma verrà subito ripresentato entro questo mese. Già abbiamo pronto anche il progetto esecutivo dell'illuminazione, si aspetta soltanto il decreto che verrà dalla Regione, perché questo fa parte delle 2 opere finanziate dal Ministro Fitto con i fondi di sviluppo e coesione, quindi già è una struttura, io la considero già quasi realizzata e che comunque verrà luce nel 2025. Poi abbiamo parlato e conosciuto l'imprenditore Canzonieri Emanuele, che mi permetto di dargli del tu, perché Grazie. Immediatamente io l'ho visto come un cittadino agrigentino. Si sta spendendo per Agrigento ed è disponibile a 360 gradi di dare una mano d'aiuto ad Agrigento, ma non tanto dal punto di vista sportivo, che comunque ringrazio tantissimo, perché ha preso le redini della nostra Akragas. Io ne sono fiero, dovete sapere che mio padre è stato il primo portiere dell'Akragas e quindi sapete bene quanto ci tengo. Ma anche perché lui è disponibile proprio in virtù di Agrigento 2025 di muoversi a 360 gradi e di sponsorizzare questa avventura. È sportiva e non. Presidente, soddisfatto di questo incontro col sindaco? Assolutamente sì, perché ho avuto le conferme in merito all'impianto di illuminazione dello stadio. Tutto quello che mi era stato riferito dal precedente proprietà si è confermato realtà. È stato un immenso piacere essere ricevuto dal primo cittadino. Abbiamo parlato di calcio, abbiamo parlato dell'impianto dello stadio Essaneto. Io attendiamo questo bando che uscirà a brevissimo come promessa del sindaco. Premetto che il sindaco ha promesso che ci farà l'impianto di illuminazione. Questa è una cosa che per noi è fondamentale, perché per il progetto che abbiamo di sviluppo
della squadra di calcio Akragas è di fondamentale importanza. Riuscire ad ottenere anche la gestione dell'impianto, in quanto noi presenteremo a breve un progetto al Comune per la ristrutturazione dell'impianto, faremo uno stadio all'avanguardia, coperto, amplieremo i posti se c'è la possibilità di ampliare i posti, perché noi come Akragas, quindi parlo di tutta la compagine che in questo momento qua rappresenta Akragas, ci impegneremo a fare il salto di categoria. La situazione in questo momento non è delle migliori per la classifica, però io domenica ho visto un impegno dei nostri atleti che hanno dato l'anima. Arriveranno di nuovi innesti, sono già arrivati, in settimana verranno ufficializzati, oggi è arrivato il primo Mudric, il primo centravanti. Ci sarà una sorpresa un po' per tutti e quindi sarà anche un mio immenso piacere presentare questo calciatore. Quando verrà ufficializzato lo presenterò insieme al caro amico sindaco. Lo stadio, come dicevo prima, sarà un punto di forza per la nostra società. Ho visto ampia disponibilità da parte del sindaco e anche ha condiviso il progetto che ho in mente di sviluppare per la città di Agrigento e credo che insieme faremo tante cose. Ringrazio vivamente il nostro sindaco, primo cittadino, e forza Akragas. E vediamo ora una sintesi del campionato di Serie D Girone I relativi alla 18ª giornata con i gol realizzati. Prima giornata del nuovo anno, non il migliore degli inizi per il Siracusa, campione d'inverno e sconfitto come all'andata dal Sambiase, di fatto non più una rivelazione del campionato. A passare in vantaggio è il Siracusa con la rete dell'ultimo innesto Rasin Ba, tramortito però in pochi minuti dalle reti di Ferraro e Umbaca che sorprendono l'11 azzurro. Punti pesanti che mettono il Sambiase oggi nelle condizioni di cambiare in corso d'opera gli obiettivi stagionali. Punti pesanti per la Scafatese che torna da Cireale con l'intera posta in palio. Granata che mettono la freccia con Andreassi, Canarini che agguantano la parità con Foggia e trovano il guizzo decisivo nei minuti finali con Gagliardi. Poker della Regina alla nuova Egea Virtus. Gli Amaranto in serie utile dal 20 ottobre accorciano il gap con un perentorio 4-1. Il 9 Reggino si iscrive tra i man of the match firmando la doppietta personale, poi a segno Barilà e Renelus. Giornata prolifica anche per la Vibonese che infligge alla Nissa un pesante 4-0. Doppietta di Napolitano, reti di Capone e Germinio per i rossoblù che si consolidano al quinto posto in piena zona playoff. Alle loro spalle il Paternò che in casa non sbaglia quasi mai. Punti importanti tra le mura amiche del Falcone Borsellino contro il Pompei, firmato Samuele Puglisi. Reti bianche al Gaeta tra Enna e Castrum Favara, decisamente più ricco di emozioni la sfida tra Sant'Agata e Ragusa. 2 gol per parte, con gli Blei avanti 2 volte con Ametai e Abercon, ci pensa di piedi a evitare un sanguinoso campitombolo interno. Torna a vincere il Licata 2 mesi dopo, in casa contro la San Cataldese. Le 2 reti giallo-blu timbrate De Pace e Mina Cori permettono al Licata di guardare al futuro con una ventata di fiducia e ottimismo. 2 gol per parte anche tra Akragas e Locri. Calabresi avanti 2 volte con Zucco e Simonetta, Akragas che rimedia quantomeno un pari con Di Stefano e Rechichi, che non evita però l'ultima posizione in classifica. Si chiude qui la nostra Goal Collection, la prima del 2025 e di un girone di ritorno, iniziato con un primissimo colpo di scena. Il Camarat Calcio inaugura l'anno 2025 con una vittoria sulla Polisportiva Nicosia per 3-0, relativo alla 14ª giornata del campionato di promozione del Girone C. Riparte la caccia al primo posto occupato dal Giarre nel girone C del campionato di promozione. La Camarat inaugura il 2025 di fronte al proprio pubblico allo stadio Vito Di Marco. I padroni di casa puntano ai 3 punti dopo aver chiuso il 2024 con il 4-0 sul Casteltermini. L'avversario di giornata è la Polisportiva Nicosia, compagine tosta che occupa il 4º posto in classifica. Vediamo la formazione del Camarat per affrontare questa sfida: Tarantino, Mustafa, Sclafani, Pettinato, Vizzini, King, Lupo, Noto, Serio, Carioto e Velardi. Risponde la Polisportiva
Polisportiva Nicosia con Failla tra i pali, a seguire Palestini, Minofi, Garcia, Gazzana, Fernandez, Nunez, Spidaleri, De Los Santos, Garriga e Lopez. Partiamo allora col film del primo tempo, Camarat che spinge dopo 8 minuti di gioco, a sinistra viene liberato Sclafani che punta l'avversario 1 contro 1, poi destro improvviso, pallone sull'esterno della rete al 16esimo, lancio lungo per Velardi, fa la sponda per Cariodo, sinistro al volo, gol bellissimo quello del Camarat, il primo del 2025, si sblocca il risultato, avanti biancazzurri, grande firma di Cariodo al 25esimo, potrebbe già essere 2-0, azione meravigliosa a liberare ancora Cariodo in mezzo all'area, tutto solo stavolta, la spara alta, arriviamo fino al 30esimo, si fa in avanti la Polisportiva Nicosia, serve il grande intervento di Tarantino che si rifugia in calcio d'angolo, al 33esimo l'ultima chance, break offensivo del Camarat che si proietta in zona offensiva con la conclusione affidata a Serio che viene alzata in calcio d'angolo da Failla. Così finisce il primo tempo allo stadio Vito Di Marco, Camarat 1, Polisportiva Nicosia 0, decide il gol realizzato al 16esimo da Davide Cariodo. Passiamo allora al film della ripresa, subito Polisportiva Nicosia che ha la ghiotta chance di riaprire il match, ma questa conclusione a centro area finisce sballata, 49esimo, calcio d'angolo, messa all'indietro per Serio che fa tremare la traversa, la sfera rimane lì, l'azione prosegue e il Camarat alla fine si guadagna un calcio di rigore, grande chance per mettere la partita definitivamente in discesa, proprio Serio sul punto di battuta viene ipnotizzato da Failla, ma sul sinistro non può nulla il portiere, arriva così il gol del 2-0 del Camarat, la prima firma del nuovo anno, della stella del talento Jack Serio, ancora protagonista al 60esimo, lancio dalle retrovie, bucata la difesa, resiste alla carica e la mette lì dove il portiere non può arrivare, è 3-0 e il gol che di fatto manda i titoli di coda sul match perché il Camarat inizia alla grande il 2025, è 3-0 la Polisportiva Nicosia, doppietta di Serio e gol di Cariodo. Amici di Wisport è tutto, allora un cordiale saluto e come sempre alla prossima. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visualizzare sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.